Andiamo a giocare, Alessandro Sali. Claudio, vieni in mezzo, Claudio. Quella palla recuperata da Tuzzolino. Adami finta lo scarico, può andare verso la porta, traversa di Fofò. Adami che si presenta così. Qui da Ricca, fermato. Allora attenzione a Barcellona che si inserisce in area. Nolino! E c'è il gol da parte del Resuttana che trova il Pertugio e passa in vantaggio con Annolino. Passiamo sta palla, raga, passiamo sta palla. Dai, già! Non c'è niente, dai! Che cambia il parziale in favore della squadra di casa. Qui subito però Tuzzolino dentro! Da Ricca subito! La riequilibra lui che torna e segna. Vincenzo Da Ricca 1-1. Dunque cambia in maniera repentina il parziale al Trinacria. Pennino passa ancora, pasta, controlla però cadendo. E allora Lupo può lanciare la ripartenza. C'è Rizzuto avanti a lui. Lupo adesso per Rizzuto che va dal centro, deviazione di Pennino, calcio d'angolo. Contropiede che poteva andare meglio per il Palermo calcio a 5. Rosanero. Intanto attenzione alla palla per Annolino che la stringe troppo. Arriva adesso il time out per il Palermo calcio a 5. 1-1. Rimessa laterale, quindi non quinto fallo. Restano a 4 gli uomini del Resuttana. Qui Rizzuto con la giocata e poi il tentativo vano da parte di Barcellona. Altra rimessa per gli uomini di casa. Marretta recupera e lancia la ripartenza. Parte la corsa di Russo. Russo calcia sopra la traversa. Ci ha provato il Tatanka, non ha trovato lo specchio. Poi passa alle spalle di Da Ricca, pallone di ritorno proprio per Tuzzolino. L'uscita da parte di Francesco Barcellona. Chance per l'ex Villaurea. Tuzzolino sterza, Tuzzolino finta il tiro, scarica Da Ricca. Da Ricca converge, non trova spazi, sempre fronte alla porta. E adesso è raddoppiato. Da Ricca va al tiro, la parata Barcellona, calcio d'angolo. 3 chance in un minuto per il Palermo. Barcellona chiuso, Palermo che sta difendendo alla grande, adesso conquista il tiro libero, fallo su Marretta. Adami contro Barcellona, tutti piazzati al posto giusto. C'è il fischio dell'arbitro. La battuta di Adami smanaccia Barcellona. Calciato forte e centrale. Non si è mosso il numero 22 del Resuttana. Rientra Pennino, palla per Pasta, il direttore di gara che dice che può bastare così per il primo tempo. È 1-1 tra Resuttana, San Lorenzo e Palermo calcio a 5. Profondo Davide, profondo Davide. Pennino evita Adami il tiro, la palla che si perde fuori. Si costruisce dal nulla la palla gol. Andrea Pennino. Da Ricca prova ad andare in velocità da una pista letteralmente al suo avversario. La palla parata da Barcellona, c'era sgarlata sul secondo palo. Marretta, Mineo cerca la palla lungolina per Da Ricca che aggira un avversario, poi salta un altro avversario. Da Ricca mette a sedere Barcellona, la palla finisce fuori, c'è deviazione, c'è calcio d'angolo. Però giocata con gli effetti speciali di Da Ricca. Qui intanto la palla dentro e qui ancora una volta Barcellona si deve esaltare. Rizzuto si destreggia in qualche modo, tocco per Tuzzolino, Raminelli. Lupo. Rizzuto cerca la palla per Mineo che è solo, il controllo non è perfetto. Mineo però guarda la porta, ancora Mineo. Tuzzolino, la respinta a corpo morto Tuzzolino, altro salvataggio. E Palermo calcio a 5 ad un passo dal pari. Mineo il controllo, poi può farla passare ma non ci riesce. L'attenzione al 3 contro 2 del Resuttana con Pasta.
lo costringe all'indietro Rizzuto. Allora però attenzione all'altra parte, Appennino, la respinta di Lupo sui piedi di Pasta, D'Antoni strepitoso. Allora può andare in 1 contro 1 Tuzzolino dall'altra parte, viene rimontato e raddoppiato, poi c'è la chiusura senza fallo secondo l'arbitro. Barcellona dall'altra parte, sempre Barcellona, la finta sinistro D'Antoni, la palla sul fondo, Felicello, Russo non concede l'1-2, si gira, va da Ricca che prova a sterzare, viene fermato. Allora attenzione alla ripartenza di Gabriele Barcellona, a tu per tu con D'Antoni, lo buca, è la rete del 3-1, è la rete che regala il primo +2 di giornata al Resultana San Lorenzo e glielo regala in un momento cruciale. 3 più recupero alla fine, 3 anche i gol della squadra in maglia blu. Qui la palla recuperata da Ricca, da Ricca fronte alla porta, Adami, facile per il 3-2, 30esimo che sta per scadere, ma Palermo che torna in partita con Fofò Adami. C'è Adami sul pallone. C'è il fischio. Adami con deviazione, la palla che finisce fuori e poi Marretta con l'esterno sinistro sul fondo. Da Ricca, assalto all'arma bianca del Palermo. Marretta, da Ricca, 1 contro 1, l'ennesimo della sua partita. Adami da ultimo uomo, fronte alla porta, il destro, palla fuori. Qui Pennino forse con i piedi dentro al campo, si gioca, Marretta col fallo. Ma non c'è più tempo, vince il Resultana San Lorenzo 3-2 sul Palermo Calcio a 5. Riassumiamo con la doppietta di Annolino tra primo e secondo tempo, intervallata dal pareggio realizzato da Ricca, poi il 3-1 di Barcellona in contropiede, il 3-2 inutile di Adami allo scadere dei 60. Palermo che tornerà in campo sabato prossimo alla prima di campionato al Toccia Stadium contro il San Vito Lo Capo. Grazie a chi ci ha seguito, alla prossima. Buona mister, complimenti.